tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra Barbary Coast, questa volta nel complesso residenziale Oxford. Potete vedere come la nostra popolazione si sta evolvendo dall'interno, siamo riusciti a raggiungere circa 38.000 cittadini ed ecco che ci ritroviamo proprio nel complesso residenziale a medio livello. Mentre alla nostra destra troviamo la colonna portante ovviamente della nostra industria, sia la miniera di minerali che anche la miniera di carbone in tutto il suo splendore. Eccola qua, Mining Company, guardatela un po' dal basso quanto è figa. Questo è il viale principale che condurrà ovviamente alla zona industriale, però dando un'occhiata immediatamente sulla destra, guardate un po' che gran complessi residenziali che si stanno formando proprio in questa parte centrale della città. Alla nostra sinistra troviamo ben 5 grattacieli che si innalzano con queste luci abbastanza nitide nella parte ovviamente settentrionale della nostra città. Potete vedere i cittadini come vanno a popolare questa parte di città, sono abbastanza felici, addirittura come dire, hanno diversi eventi positivi che comportano quindi un aumento della tassazione, un aumento del nostro denaro dovuto alla tassazione, addirittura non riesco neanche a guardarli dall'alto. Molto bene, vediamo di innalzare un attimino la visuale alla nostra piccola cittadina, vediamo un po' quello che succede. Allora, come potete ben vedere la nostra città, anche avete ben potuto vedere negli scorsi gameplay che abbiamo avuto leggeri problemi di traffico e sono riuscito ad aggiungere un viale a media densità proprio nella zona industriale, accompagnandolo da un'ottima centrale di riciclaggio, proprio perché qualche giocatore probabilmente non mi ha offerto più copertura per i prodotti riciclabili. Potete vedere tramite il grafico che ne abbiamo diversi dispersi in tutta la città e sono riuscito ad aggiungere all'interno della centrale di riciclaggio stessa 5 garage per camion di riciclaggio, costano 3.000 l'uno al prezzo di $100 l'ora. Vediamo di aggiungerne adesso altri due, molto bene, vediamo di posizionarli nella maniera migliore, perfetto, per aumentare soprattutto la velocità con cui raccoglieremo i nostri riciclabili. E in seguito ho posizionato un produttore di plastica, un produttore di metallo e di leghe che verranno sicuramente utilizzati per la nostra grande opera. Necessariamente il traffico deve essere ridotto all'interno della nostra città, potete vedere che per adesso è abbastanza fluido, non abbiamo molti problemi di traffico tranne la zona all'entrata ovviamente della nostra cittadina. Allora vediamo un po' se possiamo aggiungere finalmente a qualche piccolo deposito come questo nostro magazzino commerciale. Abbiamo diverse zone per la raccolta di minerali grezzi. Adesso vediamo un po' di aggiungere magari come dire, una specializzazione diversa per il nostro piccolo magazzino commerciale, visto che adesso andremo a produrre sia leghe che plastica che metalli. Allora vediamo un po' di ridimensionare la nostra produzione. Abbiamo adesso diversi depositi di carbone, addirittura un altro per i minerali grezzi. Vediamo di sostituirlo con un deposito magari del metallo per esportarlo e addirittura inviarli alla nostra grande opera. Ecco il nostro deposito di metallo, costa $15 l'ora e $2.000 come di anticipo. Allora, potete vedere che siamo per adesso in negativo per quanto riguarda la nostra piccola cittadina, ma questo è stato è ovviamente subordinato al fatto che ho abbassato le tasse per quanto riguarda la media densità, l'alta densità, proprio per favorire l'accesso di nuovi cittadini nella nostra regione. Potete vedere che la media densità copre circa il 40% della nostra città e quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. I cittadini continuano ad aumentare, adesso la nuova centrale di riciclaggio, nel momento in cui riuscirà ad ottenere riciclabili, vedrà un po' di aiutare la nostra popolazione, che potete vedere che è un attimino bloccata proprio perché ritroviamo una leggera immondizia nella nostra cittadina. Possiamo vedere anche che ci sono diverse persone pronte ad espanderci. Vediamo di aumentare la densità delle strade per creare quindi il nostro piccolo complesso settentrionale, vediamo di convertirlo in alta densità. Vediamo un po' di aumentare soprattutto il valore di queste strade, molto bene, le ritroviamo a media densità. Ok, adesso la popolazione... Attenzione! Tornado! Maledizione, tornado in primo piano, eccolo qui nella parte nord della nostra città, colpisce la zona commerciale, si è alzato un polverone dalla parte sinistra, maledizione, continua ad avanzare verso downtown, maledizione, proprio la miniera di minerali, ecco il tornado, speriamo che cambi strada, eccolo, maledizione, una tromba d'aria che colpisce addirittura la parte commerciale della nostra città, manda addirittura a pezzi la nostra miniera di minerali, maledizione, ecco addirittura procede verso l'ospedale, la nostra colonna portante della, come dire, della sanità, maledizione, ha fatto fuori un migliaio di persone, una calamità davvero spettacolare ma anche abbastanza distruttiva, ha distrutto una grande parte della nostra economia. Vediamo di ripristinare immediatamente la nostra miniera di minerali che sarà fondamentale per le nostre esportazioni, maledizione. Abbiamo perso davvero molto, vediamo di riprenderci immediatamente e soprattutto stiamo molto attenti a quello che riposizioniamo, maledizione. Innanzitutto vediamo un attimino di convertire questa zona in zona residenziale, addirittura già
posizionano un impianto per la popolazione a media densità. Diamo un'occhiata nuovamente alla nostra sezione dei minerali, mamma mia, un'altra bella calamità. Vediamo di continuare a produrre soprattutto minerali in questa zona, ci sono ancora 330 tonnellate, abbiamo perso parecchi soldini, vediamo di riprenderci, molto bene, ci sono diverse tonnellate qui sotto, ok, molto ma molto bene. Vediamo un po' cosa succede dall'altra parte, perfetto, la nostra, come dire, la nostra centrale di riciclaggio la possiamo ritrovare abbastanza attiva, vediamo dove, non ricordo dove l'ho posizionata, eccola qui. Vi ricordo che anche nella parte sud della nostra città ritroviamo altri giacimenti di minerali che possono essere sfruttati magari più avanti per incrementare la nostra produzione. Allora, la produzione è ferma, potete vedere che sono arrivate diverse tonnellate di plastica, anche di riciclabili, adesso vedremo un po' di importare soprattutto le leghe che arriveranno per aumentare quindi il nostro capitale, ma soprattutto anche le tonnellate di metallo che inizieranno ad arrivare. I problemi adesso si presenteranno poiché non abbiamo più una stazione degli autobus, quindi dobbiamo migliorare soprattutto la nostra capacità di accogliere cittadini nella nostra città. Allora, vediamo un po' di posizionare un nuovo deposito per le navette, vediamo di posizionarlo in una zona abbastanza adeguata, magari all'entrata della nostra cittadina, vediamo se troviamo un luogo adatto. Questa zona sarà contrassegnata appunto per le nostre per il nostro impianto di depurazione, vediamo di aggiungerlo proprio in questa parte di mappa, molto bene. Vediamo di aggiungere adesso le navette, abbiamo abbastanza soldi per farlo, vediamo di aggiungerne per adesso 3, visto che le nostre finanze sono in una leggera ristrettezza. Ok, allora abbiamo bisogno adesso di una leggera quantità di negozi, soprattutto nella parte nord della nostra città. Attenzione che qua succede qualcosa, si stanno evolvendo nuove attività, potete vedere negozi di terzo livello, eccoli qua, addirittura inerenti alla sezione del basso reddito, perfetto, 40.000 abitanti, potete vedere che abbiamo adesso la possibilità di collocare la nuova villa del sindaco che verrà inaugurata a giorni, addirittura $30.000, per adesso dobbiamo limitare le spese. Attenzione, c'è qualcuno che ci chiede qualcosa probabilmente nella nostra sezione dei vigili del fuoco. Sapevi che puoi avere un garage per mezzi NBCR? Questi mezzi sono fondamentali per spegnere ovviamente gli incendi tossici nella nostra cittadina. Per adesso non ho notato alcun incendio tossico, quindi possiamo cavarcela secondo questo punto di vista. Ok, 40.000 abitanti, siamo riusciti a guadagnare una leggera quantità di persone, dobbiamo migliorare però questi problemi inerenti al traffico. Abbiamo collocato finalmente la nostra stazione per navette con 9 navette, molto bene. Diamo un'occhiata alla nostra sezione industriale, vediamo un po' come si ritrovano le industrie nella nostra città, vediamo quali sono i loro problemi. C'è troppa criminalità e vogliamo un posto dove ovviamente accogliere le merci. Vediamo un po', potete vedere che la nostra città per adesso si sta basando su una educazione abbastanza, come dire, abbastanza evoluta, non ci stiamo dedicando all'università e alla scuola professionale perché ciò incrementerebbe i costi in maniera spropositata, però i nostri cari vicini, come avete ben potuto vedere, ci offriranno una cultura più che adeguata, quindi io mi limiterò a rendere i cittadini istruiti per farli lavorare nelle industrie, al resto penseranno gli altri. Ok, molto bene, vediamo un po' adesso per quanto riguarda la nostra città, stiamo guadagnando, come potete ben vedere, cittadini a vista d'occhio, 42.000 persone, il nostro grafico sta aumentando a vista d'occhio, quindi ce la stiamo cavando molto bene. Per quanto riguarda il nostro ospedale avevo visto che c'erano dei problemi inerenti alla salute stessa, abbiamo un furgone della salute, ciò implementerà quindi la pulizia delle strade, ma intanto c'è l'elicottero di Canale 7, si vola alla ricerca di notizie, la piccola residenza, la roulotte Raffaelli viene colpita da un incendio ma probabilmente è stato spento in maniera abbastanza rapida. Allora, vediamo se innanzitutto la nostra economia si sta riprendendo, i nostri minerali vengono estratti a una velocità davvero impressionante. Allora, le merci le ritroviamo all'interno del nostro magazzino, molto bene. I minerali, perfetto. Vediamo per quanto riguarda il carbone, la miniera di carbone ha subito danni, perfetto. La nostra piccola città non è che ha una grande presenza di carbone, come potete ben vedere dal grafico, però i minerali presenti nella nostra cittadina possono essere sfruttati, quindi vediamo di eliminare questo complesso questo complesso industriale per sfruttare quindi anche la nostra sezione dei minerali, creando sia nuovi posti di lavoro che quindi nuovi introiti grazie alla nuova miniera. Molto bene, vediamo un po' di stabilire dove andremo a posizionarla. Guardate un po', ci sono 279 tonnellate proprio in questa zona, vediamo di sfruttare tutta come dire, tutta la parte sud. Molto bene, guardate un po' quante tonnellate disponibili di materiale, perfetto, ovviamente sarà tutto recuperato nel momento in cui andremo ad espandere la nostra capacità di commercio. Ok, vediamo un po' di eliminare queste zone, perfetto, anzi queste stradine, perfetto, aggiungiamo nuovamente altre zone industriali per dar modo alle, come dire, alle industrie di crescere, quindi evolversi. La nostra domanda industriale sta diminuendo rapidamente, vediamo di completare
tutte le zone, molto ma molto bene. Queste probabilmente saranno delle manifatture a livello base. Allora, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Per quanto riguarda la nostra produzione, la centrale di riciclaggio per adesso è ferma, diamo un'occhiata al nostro grafico, stiamo recuperando sempre più bidoni dell'immondizia, come potete ben vedere. Allora, vediamo un po', diamo un'occhiata, hanno del materiale riciclabile, come potete ben vedere. Ecco qua i piccoli componenti che fuoriescono tramite un meccanismo appunto esterno all'interno della nostra piccola centrale. Allora, abbiamo solo un piccolo camion per le consegne. I camion per le consegne delle risorse riciclate consentiranno ai nostri uomini di portare i prodotti riciclati ai magazzini ed esportarli più velocemente, quindi vediamo di aumentare soprattutto il numero di questi piccoli camioncini. Per adesso ce la stiamo cavando molto bene. Allora, 42.000 abitanti, gli e dannazione, un'altra catastrofe, notizie in primo piano, attacco di meteoriti immediatamente, attenzione, vediamo un po' dove arriveranno, colpiscono addirittura la zona nord della nostra città, speriamo che arrivino fuori dalla nostra portata. Vediamo innanzitutto di ridurre la velocità e di posizionare un altro garage per i pompieri, perché sicuramente ci saranno come dire dei problemi. La copertura è disponibile anche per i vicini. Vediamo dove arriverà la meteora principale, colpiscono addirittura la nostra zona residenziale. Vediamo un po', eccoli, maledizione, ma proprio dall'alto. Vediamo dove l'elicottero di canale 7 deve essere qui intorno. Vediamo un po', maledizione, continuano. Un meteorite si è schiantato su Barbary Coast, 2 vittime, ancora continuano i meteoriti dall'alto, maledizione, la nostra economia proprio non può crescere. Eccolo, ecco come dire, il meteorite principale, ce ne sono altri 3, maledizione. Wow, ha distrutto una buona parte della popolazione ed ecco che continuano a scendere dall'alto, mamma mia. Addirittura le residenze, come dire, le residenze settentrione che all'inizio del video avevamo visto in maniera molto rapida, sono state gettate a terra. Vediamo un po', 3 macerie, è stato colpito come dire, il centro cittadino, un parco medio con vialetto è stato raso al suolo da un'orda di meteoriti che è arrivata appunto dall'alto. Vediamo di mettere nuovamente il parco, che ovviamente ha fatto felici i cittadini in tutta questa zona, molto bene. Vediamo se il valore del terreno, c'è troppa polvere qui in mezzo. Vediamo di spostarci. Ok, molto bene. I pompieri di Franciscolandia corrono in aiuto, molto bene. Ovviamente i nostri pompieri vedranno di soccorrere tutti i grattacieli che hanno subito eventuali problemi. La popolazione è stata un pochino decimata, però vediamo di riprenderci. Non abbiamo pace praticamente, un tornado nella parte sinistra e addirittura anche una bella ondata di meteoriti. Allora, mentre i nostri pompieri continuano a risolvere il problema, diamo un'occhiata a queste piccole case nella parte nord, nella parte sud della nostra città. Potete vedere, non ci piace appunto che i rifiuti sono accumulati appunto in queste condizioni. Ovviamente dobbiamo avere un aiuto in maniera considerevole da parte dei nostri piccoli camioncini. Allora, innanzitutto vediamo di mettere una bella zona, come dire, un altro bel parco proprio in questa zona, in questa parte di mappa, per aumentare la felicità dei nostri cittadini e fare in modo che aumenta anche la densità. Vediamo un po', adesso dobbiamo attendere solo qualche istante, ecco che i cittadini aumentano la loro felicità e aumenterà anche la densità pian pianino. Abbiamo delle persone, non abbiamo soldi, ce ne andremo presto, ma ho abbassato la tassazione per quanto riguarda i nostri cittadini. Dobbiamo solo attendere che arrivino nuove persone. Ok, vediamo un po' come sta andando. Addirittura un nuovo incendio è partito in città, vediamo se riusciranno a fermarlo i nostri pompieri. È scoppiato un incendio in diversi appartamenti, addirittura 4 edifici abbandonati. Vediamo un po', edificio in fiamme, maledizione, un intero grattacielo con circa 2000 persone deve essere per forza raso al suolo, maledizione. Vediamo se i nostri pompieri riescono a velocizzare quindi questa sorta di processo, maledizione. Diamo un'occhiata da vicino, vediamo quello che succede, addirittura un incendio ed ecco qua l'elicottero dei pompieri è pronto, si precipita nel luogo dell'incendio. Vediamo quello che riesce a fare anche l'elicottero di canale 7, tenta di aiutare la popolazione. Maledizione, vediamo di distruggere tutte queste casette, addirittura delle persone hanno già venduto la casa prima che arrivasse l'incendio. Maledizione, vediamo se si riesce a fare qualcosa, vediamo un po' quello che succede, cosa dice il nostro amico Sipolo alla ricerca delle ultime notizie. Mamma mia, inviati speciali, guardate uno dei complessi residenziali che siamo costretti a distruggere, però ovviamente catastrofi naturali che ovviamente avvengono all'interno della città stessa. Mamma mia, guardate che nube di fumo, si vedranno appunto si vedrà l'incendio stesso per chilometri, mamma mia. Allora, vediamo cosa succede nella nostra discarica. Abbiamo abbastanza spazio appunto per recuperare le zone di scarico. Vediamo come ce la caviamo, perfetto. Ok, vediamo di attenzione, forse siamo ovviamente al limite, dobbiamo aggiungere un'altra zona proprio da questa parte. Perfetto. Ok, riduciamo quindi la capacità di questa piccola strada se possiamo, in modo tale da ridurre quindi lo spazio occupato, e aggiungiamo altre zone residenziali proprio da questa parte. Allora, vediamo un po' come sta andando con la nostra economia. Vediamo di aumentare soprattutto, come dire,
aumentare la velocità del gioco e aggiungiamo qualche altro camion per le consegne appunto dei nostri piccoli minerali. Allora, vediamo un po' dopo tutti questi dannati eventi se c'è qualche altro elemento da far fuori, probabilmente a causa di tutti questi incendi, tutte queste dannate calamità. Ok, vediamo di eliminare il tutto. Molto bene, attendiamo adesso che la città venga ripopolata, vediamo che cosa succede. Catena di riciclaggio della plastica, il deposito è pieno. Potete vedere adesso come abbiamo raggiunto il massimo per quanto riguarda la nostra capacità di produrre plastica, e sarà necessario un altro bel magazzino, magari per aumentare la nostra esportazione di plastica. Allora, vediamo un po' dove possiamo posizionarla. Abbiamo un'ottima zona appunto nella parte sinistra della nostra cittadina, vediamo di posizionarla appunto da questa parte. Molto bene, vediamo di aggiungere i depositi della plastica, devono essere posizionati proprio da questa parte. Ok, molto bene, aggiungiamo anche qualche altro piccolo camioncino per velocizzare quindi l'esportazione di risorse. Molto bene, allora attendiamo che adesso la popolazione si riprende da questi due duri colpi, ovvero da questo tornado. Vediamo un attimino come sta andando la sezione del traffico. Abbiamo questa piccola via che conduce appunto alla nostra zona della catena di depurazione, un pochino intasata. Dobbiamo solo attendere che la popolazione si riprenda per quanto riguarda questo brutto colpo. Vediamo se la miniera di minerali ha continuato a produrre. Molto bene, vediamo le esportazioni negli ultimi tempi. Potete vedere delle transazioni che riguardano metalli, ma ovviamente anche i minerali grezzi che siamo riusciti a ottenere negli scorsi mesi. Molto bene, allora vediamo un po' per quanto riguarda la catena di riciclaggio se abbiamo trasferito delle tonnellate di metallo. A quanto pare ancora no, perché ovviamente produrremo più plastica che metallo e leghe. Quindi l'unico modo per produrre leghe, ma soprattutto anche, come dire, metalli in maniera consistente, è creare appunto la fonderia. La fonderia ci permetterà di raggiungere davvero vantaggi economici in maniera come dire, in maniera grandiosa, e permetteremo quindi di aiutare la nostra regione in maniera tale da sviluppare quindi la nostra grande opera. Innanzitutto aumentiamo la nostra capacità di esportazione della plastica. Potete vedere che stanno arrivando diversi cittadini all'interno della nostra cittadina, numerevoli furgoncini pronti a spianare la strada a nuove persone. Ci ritroviamo nuovamente a 43.000 abitanti, stiamo aumentando rapidamente. C'è qualche problema forse inerente alla salute.